Un viaggio per il palato non è fatto solo di sapori e profumi, ma anche dalla storia e dalle tradizioni popolari che hanno creato piatti e prodotti unici al mondo. Nel distretto Sicilia occidentale, le eccellenze gastronomiche, le spezie e i profumi si mescolano sapientemente alle tecniche di produzione e coltivazione di una storia millenaria, vissuta a cavallo tra le dominazioni delle culture orientali e occidentali. Dalla pesca del tonno ai dolci tipici della pasticceria ericina, dalle vigne di Marsala al couscous. Dolce, salato, speziato, si fondono in una cucina fatta di culture e gastronomie, le cui diversità, solo apparentemente lontane, trovano qui invece in questo lembo estremo di Sicilia un naturale luogo di incontro. Un viaggio del gusto tra il sacro e il profano, lungo la via del sale, attraverso i 1000 sapori della cucina della Sicilia occidentale, attraversando uliveti e campi di melanzane, pomodori, aglio rosso di Paceco e melone cartucciato. E poi ancora ettari di vigneti che si perdono a vista d'occhio, spingendosi giù fino a pochi metri dalla costa che guarda l'Ego. Un viaggio emozionante tra prodotti, profumi e sapori che solo queste terre sono in grado di offrire. Distretto turistico Sicilia occidentale, terra di fascino e di emozioni.